il tempo non cammina ma galleggia, dove l'acqua sembra ferma ma dentro pulsa. La laguna è un mare che respira piano. Tra i suoi riflessi nascosti un piccolo edificio resiste da secoli, è il Cason delle Sacche e non è solo una casa, è un confine tra uomo e natura, tra memoria e presente, tra silenzio e racconto. Al Cason si veniva per cacciare e pescare, ma anche per stare soli. Bastava un po' di fuoco, 2 panche, una coperta e il rumore del vento. Il Cason era rifugio, essenziale, ruvido, vero, senza comfort, ma pieno di senso. Ogni oggetto aveva un valore, ogni gesto una misura. Era la scuola dell'acqua, dove si imparava la pazienza. Più di 100 anni fa, in questo casolare si pescava, si cacciava, il Cason delle Sacche, sì, dove termina la laguna e forma una sacca con una storia bellissima da ascoltare. Ce la racconta Alessandra Vedovato. Ciao Alessandra. Benvenuta Ida. Grazie. Benvenuti al Cason delle Sacche. Sì, un casone che non era sicuramente così come lo vediamo al giorno d'oggi. È vero, e ancora ce lo raccontano il filmato di Norisi, la moglie del prete. C'era questo casone diroccato dove Marcello Mastroianni portava Sofia Loren a conoscere i suoi genitori, e quindi un casone dove c'era un caminetto. Questa era una grande sala dove si faceva da mangiare, dove arrivavano i ricchi cacciatori da Padova per cacciare in questa valle sterminata, dove la laguna incontra la terra, dove ci sono laghi, dove ci sono stagni e dove c'è ancora oggi una torretta. Da questa torretta il guardacaccia dava indicazione di dove gli stormi si dirigevano. A fine battuta di caccia, ecco che allora le massaie preparavano la cacciagione. Ma era anche terra di contadini, venivano a raccogliere le erbe palustri che erano una voce importante per la loro economia. Con le erbe palustri venivano seccate, si facevano i graticci per i bacchi da seta, ma anche quelle che una volta erano le grisioe delle case, cioè i controsoffitti delle case, e molti altri usi, quindi caccia, pesca ed erbe palustri, una voce che oggi nell'economia odierna non c'è più. Ora il Cason delle Sacche è ecomuseo e patrimonio della provincia di Padova, ma non era così, lo vediamo dalle foto. Non era così perché un tempo tutti questi terreni, la Valle Mille Campi, erano di proprietà del barone Treves, che è stato un importante latifondista. Aveva qui una grande azienda agricola e come vedete le case dei suoi braccianti erano questi casolari di terra battuta, questi casoni con il tetto di paglia. E questo è un matrimonio in laguna, una barca che stipa 20-30 persone, quindi la vita non era facile per loro. Qui era ben diversa la vita del barone Treves, che arrivava per cavalcare con i suoi cavalli da corsa, che arrivava con un autista, dove aveva una villa con l'elettricità, a differenza di queste casupole, e dove poteva ospitare i suoi amici altolocati, quali il conte Donat delle Rose, il Cini e il conte Volpi, quindi nomi importanti che faranno poi l'economia del polo di Marghera e di Venezia.
Ecco Alessandra, allora noi adesso saliamo gli scalini per andare su nella torretta di caccia. Sì, di qua passavano gli stormi degli uccelli e c'erano due tipi di caccia, ma andiamo sopra a vedere. Non sembra, ma è una torretta molto alta, una volta era in legno con un panorama mozzafiato. Da qua si vedeva tutta la laguna. Sì, ancora oggi c'è questo panorama a 360 gradi e serviva al guardiacaccia per indicare dove passavano gli stormi. Erano vari tipi di caccia in valle, c'era quello in botte e c'era quello invece in terraferma, ma ciò che importava era indicare ai cacciatori dove dirigersi per, a colpo sicuro per cacciare le anatre, le alzavole, i fischioni. E ancora adesso, a settembre, riparte la caccia e si vedono questi grandi stormi passare. Gli anni passano e cambiano anche gli ecosistemi, sono arrivati nuovi tipi di uccelli come i fenicotteri, molto belli da vedere, qui ci sono anche molte visite guidate. È cambiato anche l'ecosistema della laguna, cosa dici? Andiamo giù a vederla? Volentieri, è così, i fenicotteri rallegrano la vista, ci sono questi stormi bellissimi che ti passano sopra la testa quando facciamo le camminate, è sempre una grande emozione sentire lo stormire delle ali dei fenicotteri. Ci sono gli ibis sacri, ma insomma questo oggi è proprio un segno del cambiamento. Qui all'esterno nulla è fermo. Ogni giorno la marea trasforma tutto. È un ecosistema delicato dove ogni specie ha un ruolo. Se salta l'equilibrio, crolla tutto. La laguna è una creatura viva e il cason ne è un organo. Non la domina, ma la osserva. Non la cambia, ma si adatta. Alessandra, raccontiamo la meraviglia, raccontiamo il silenzio. La laguna ha un suo ritmo, che è un ritmo fatto di pieni e di vuoti. Ad esempio adesso siamo in bassa marea, tra qualche ora le acque risaliranno e si viene qua per osservare questo tempo sospeso, questo tempo lento. Cosa troviamo ai lati del cason? Ci sono molti laghetti? Troviamo velme, barene, cosa sono? Sono terre che affiorano, a volte in maniera spontanea, portate da correnti, ci sono delle zone di fango che poi vengono rivestite dalle erbe palustri e a volte invece è l'uomo che interviene, qui è stato fatto un intervento dall'uomo e quindi un po' alla volta la vegetazione si riappropria di terreno. E in questo terreno troviamo salicornia, troviamo ad esempio in autunno una fioritura spettacolare di astri marini con un profumo di vaniglia, troviamo anche adesso il limonium, sono dei fiorellini rarefatti, viola, e gli uccelli e gli animali si nutrono anche proprio di questo. Mentre noi nutriamo l'anima, perché la pace che si respira in questo luogo è veramente qualcosa che ognuno può assaporare non appena arriva qui. E tante sono le persone che arrivano qui, sì, perché tanti sono anche i percorsi attorno a quest'area. Adesso noi vi portiamo su un percorso che è veramente magico. Venite con noi. Questo è un percorso lungo 2 chilometri, di cui passano i vari escursionisti attraverso le vostre visite guidate. Sì, le nostre guide fanno scoprire questo lembo di terra sospeso tra acqua e laguna, terra. E questa è la vera magia. E questa è la vera magia, un tempo sospeso, rarefatto, dove hai i cigni che ti volano a 1 metro dalla testa, o i fenicotteri, o le anatre,
e tu stai qui e cammini osservando tutto questo e vivendo, toccando con mano quello che è il ritmo della laguna. Siamo all'ombra del Cason, è quasi finita la nostra giornata, in arrivo il nostro meraviglioso tramonto. Sì, perché cosa succede qui al tramonto al Cason delle Sacche? Al tramonto si può vivere questo luogo gustando un aperitivo, ascoltando della buona musica, ma di giorno anche invece lo si può vivere in bicicletta o a piedi con le nostre guide ed esplorare questo territorio meraviglioso che è la Valle Mille Campi. Un paradiso terrestre tra il blu del cielo e il blu del mare. Il Cason delle Sacche resta senza fretta, senza clamore, ma con una forza che resiste nel tempo. Perché certe cose non si possono spiegare, ma solo ascoltare, come il battito silenzioso del vento.